buonasera a tutti. A bere questa serata Gianni Spano, Massimo Meloni e Gianna Melas. E poi seguiamo questa serata. Abberiamo in musica praticamente. Ok, buonasera a tutti e benvenuti a questo terzo o secondo, adesso terza memoria di Dio Sala Piemonte. Facciamo oggi una cosa particolare che purtroppo per voi, per gli ascoltatori va spiegata, adesso vi aspetta 20 minuti di spiegazione. No, 18, dai. No, a parte gli scherzi. Dunque, il 23 agosto del 1927, quasi 100 anni fa, a Boston, negli Stati Uniti, vennero giustiziati alla sede elettrica Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Loro sono stati purtroppo giustiziati ed erano innocenti, e questa cosa si è venuta a sapere qualche giorno dopo, perché è venuto fuori il vero colpevole, e loro sono diventati fino ad oggi simbolo delle ingiustizie, di persone che purtroppo a causa delle ingiustizie passano le pene per dell'inferno. Noi abbiamo un esempio che è Zunchetto in Sardegna, che si è fatto 30 anni di carcere e sostanzialmente non gli è stata data la giusta retribuzione per quello che ha passato. Tornando a Nick Bart, a Sacco e Vanzetti, negli anni 70, nel 71, primi anni 70, uscì un film che raccontava la loro storia, un film diretto da Giuliano Montaldo, interpretato da Riccardo Cucciolla e Gian Maria Volontè. Gian Maria Volontè, che in quel film recita di una bravura incredibile, un grandissimo attore sottovalutato tra l'altro. Nel film c'è anche quella cantante che non mi viene il nome, quella cantava Rosanna Fratello. Bravissima, Rosanna Fratello, è vero. Rosanna Fratello, sono ok. E niente, quella canzone lì, c'è la canzone della colonna sonora che poi chiude anche il film. La musica è stata scritta da Ennio Morricone e la canzone è stata sviluppata da John Baez, mentre la versione italiana è stata fatta da Gianni Morandi. Gianni Morandi ha fatto questa versione che rispecchiava un po' l'originale, e io siccome quando ho avuto modo di sentire a Gianna il suo stile, il suo modo di cantare, no? Mi ha subito portato nel mondo di John Baez, perché lei ha questa timbrica vocale anche come stile. Dunque ho detto, perché non provare una volta a fare, ci mettiamo d'accordo, pensiamo a riuscire a fare Nick Baez, che sarebbe Here to You nella versione di John Baez. E niente, l'abbiamo fatta, è uscita, l'abbiamo provata o due. Una volta, ci siamo visti una volta. Speriamo di rendergli omaggio, no? E niente, Nick Bart. Ora c'è un'introduzione di Franca. Prego. Tu vives, caminas, trabalhas, abaidas, faedas, cantas. Dopo veni di carchiduno, che ti liga as manos e sospedes, e ti serra sa buca e ti serra sos ocros. Prego.
grazie mille tanto. Ok, facciamo il secondo pezzo, un grande pezzo del nostro cantautore principale della Sardegna, Mister Piero Maras. Io ho portato un sacco pieno di esperienze
ne farò la mia allegria. Complimenti a Gianni e a Massimo. Cominciamo questa serata con un saluto, fai un salutare a Dolores, primo. Buonasera a tutti e benvenuto e benappidoso, bello sempre bello che fiore, proprio una bellezza popide tutto un pare. Siamo stesso un corso di poesia di Sala Piemonte su Papu de Mario, di Truncusascia, poeta Samburluoso. E benedito sono sempre vostre poesia, benedito con sa musica, a tutti. Che sono diventati sempre più bravi e sono cresciuti per noi, ed è una cosa bella così intendere, e per la passione di politiche, sia cantantes che poetes. Io passo sul microfono a Rosa e benedito a tutti. Saluti a tutti, io desidero solo ringraziare questi rinnovi un'altra volta a questo concorso, questa volta onoravo come l'altra volta da su Papu del Mario, ogni volta che si spostava, che si traziava in loco, sono sempre piegato ad esempio poeta. Che tornò sempre a narrare, tenevo bisogno di questionare in sardo, tenevo bisogno di poesia, tenevo bisogno di parlare tutto pari, di tornare a cominciare a regole di tutto pari, si può passare ora da momento, si scutta in compagnia. Quindi grazie a tutti, sono benignoso e buon divertimento. Io ringrazio tutta la famiglia della Sibolo che viene a commemorare la memoria di Sala Piemonte, che è Babu. Prima di andare avanti ringraziamo Don Felix che ci ha dato consentito molto bello salone per fare questa serata, e ringraziamo il suo comune che ci ha patrocinato questa serata. Ti va bene l'assessore alla cultura, però ha più un lutto e non che potete vendere. Susini per impegnare durante la manifestazione e non che potete vendere. E quindi andiamo avanti e devo presentare a Babbo con una registrazione del 1942 che mi dà la possibilità non solo di aumentare il suo raggio che è a Babbo, che avete avuto una volta improvvisatore, ma mi dà pure la possibilità di aumentare altre persone di Ursi che hanno aiutato tanti sulla tradizione della cultura e della poesia che io a domani non ho bisogno di uso. E prego a Pietro se mi fa andare questa registrazione, dura da 6 minuti, però è importante, capite? Intendiamo proprio ciò che sarà più monte, del sfragio che hai dato. E fini solo questo tavola sua, poi vi avuto in Forricia di Saramonte che si agatta e condominio comune però questo non la fa intendere. Prego Pietro. Assessore alla cultura e alla pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale di Taranto. E così interessamento del radio sul zino musicale si è ispirata suonata sul Pieto Muro di Taranto. Sabato 20 del suo mese aprile del anno 1992 sarà Piemonte di Ussi.
Sul giurato, su presidente Stefano Foisi de Punto Turres, giurato aspetto Antonio Becco de Punto So, Battista Marras de Bonova, Battista Pese de Ossi e Pedro Hilde de Bono, come condotto Pedro Hilde. Un saluto a parte in sopra a tutti i presenti, già che non siete discutendo, e andiamo a sul giurato di giurare con coscienza, tanto che sono iscritti di tutto. E diamo sperare a Nino Voi, ma vedete però Nino Voi, che tornate che si concordo stasera avesse composto Antonino Giugia dei Ossi, Salvatore Toro dei Osilo e Giacomo Reso di Ossi. Diamo sperare a suo presidente. Grazie Manna a voi. Son versos suos, una
poi continua a Sagara. Vedenare che può partecipare pure Peppino, il giovanotto e la Binchi Luisso, tanto si facciamo pure la Sagara politica di sta radio. E Peppino, da che 7 anni la Binchi Luisso? 26? No, da che 7 ci partecipiamo. Bene, non siamo prolungato troppo e andiamo avanti questa poesia. Presenta la prima griglia di poesia, Dolores. Allora, cominciamo con questo concorso e cominciamo con questa prima poetessa. Convido a recitare a Lucia Cherchi. Un applauso di incoraggiamento a Lucia che ha affrontato l'intervento e si è poi da camminare. Perdonate, stavolta sono un po' senza un ginocchio, lo volevo indietro all'ospedale e non me l'hanno dato, se no l'avrei portato qua. Allora, io saluto tutti che vi vedo dopo 2 mesi e ne sono felice di rincontrarvi. Perdonate il mio italiano perché, cioè il mio sardo, comunque vi provo. Tanto, vi saluto a tutti con simpatia. E io ho aiuto la letteretta che ho scritto, non sono un poeta, ho scritto una letteretta a Piemonte e spero che vi spiegata. Anziché di vita sua, contata da Mario, e i rimuti che pensi. Si è bella, un applauso umano, che la gente nunca non vuole vincere tu a volta. A Sala Piemonte, miro su quello i 71 usinno, alle gelle che su coro mio non prospezzino. Non te nulla, solo un abbraccio ti chiedo inviare, di disizio che non fa che male. In sagra, bocca de festas, aumentando a Salapio, poeta improvvisato, de annos irmenticatos. A ti di primo stuto, sunita e sa vida, sarbonas maneras distintas e tramandatas. Cantan notes fritas, cantos contos te entendía. Ti setavo isquito, zerrauso socroso, e intonaías una mia. Canto nos ardato, e nudamus preteso. Su che lo scrunato, quando Dio sta nominato, non devi a finire gai. Su dolore zicchita a brugliare, che un babbo in terra non deve mai mancare. Dai minore pensavo, che rasa babba da tornare, in compagnia di un'istella, può brullare a mamma, che in vita sua gli disse a Brubella. Tutti a festa da sonorato, sono di chitarra, launetas, son muscoli de turrone si intendian da inneta. Noter de luna e de Marias, precas, tracas, isvilatas e sardias, onorandes a Ida e su santo de Zalie. Como solo inchero, a manutenta che sos angelos, surti mudillo in compagnia di Jesus e de Maria. Noi orfano di tie, miramurgano su chielo, che in un coro iscurbito, e che il suo coro iscurbito da una data mai smenticata, Savie de Santatine del 2001, un angelo è sorrata su, a lucchire e a cantare sa notte riosi, adioso Salapio, aspettate che devo girare. A norbidere in Cusaluche, a festande gloriosa schiaoie, custo che in tutto il coro, da Lucia Cherchi e da tutti i estimatori che deservosi. O si noi caprile 2025 per non smenticare. Grazie Lucia. Grazie a voi. E convido a recitare a Giosuè Sanna. Prego Giosuè.
Sì, sente? Sì. Ciao a tutti. Leggo perché sono un po' emozionato, altrimenti perdo qualche virgola. Pure quest'anno non sono voluto mancare l'appuntamento con lo bravo poeta Serapio Monte. Non ha già avuto l'onore di conoscerlo di persona, ma entrando in questa famiglia di Alasimbo, ha già avuto l'onore di conoscerlo. Mi è onorato di essere nuovo e come sempre poter salutare amici poeti, tutti con l'intento di rimunire questo tesoro che è la lingua nostra sarda e le sue tradizioni. La poesia che vi presento è abbastanza personale, dedicata a una persona cara di famiglia che da poco ha compiuto gli 20 anni dalla nascita. Non è una persona famosa, ma per me è mera importante. E l'ho voluto dedicare una poesia. Un caro ammento. Sempre in tre coro sei restato, in suo cammino mio sempre presente. Mai fuori dai suo cuore esamente, e ora che in onore e devozione festeggiato. Che in tuberano ha poi contato dai canno se benedi in questa terra, ma desa vita perdito da una terra che a 60 anni su Signore t'ha chiamato. Tristito è custamento, tristito è custamento per il suo coro mio, pensando di amanappare in allegria sempre un pare. Mai creia che devia sempre andare in questo mondo nuovo a fianco a Dio. Ma ammetto sempre questa ove tua di tenore, pregando gioia e amore in donzi luogo, che sa gente e sa famiglia, mai un dolo, entro so gioia tuo si leghian onestate e amore. Come un papo ma sdavi insegnamento, dai a me azzetto e pro sempre che oro remunito, in suo cammino mio, che in amore seguito, ponza a tie eterno ringraziamento. In questo mondo no, come non sei solo, bene dovesse ne poter tu a t'acciappare. Con si spera dai dotto su tuo a mi donare sa forza è una luce in questo cammino di sofferenza e duro. A oia sacchero che in coro sentiro alzo il suo braccio per salutare, che in un abbraccio umano che è sumare me da augurio con suo centenario che ha scomprito. Grazie. Grazie Giosuè. Come convido a recitare la poetessa Maria Lardo. Prego Maria. Buonasera a tutti. La poesia mia si intitola Verano, capiteo hanno me la passizzare, quindi la fatta Brugus. Verano. Vi pandende in campagna a passizzare, e bido su masone vasculende, e il su bastore in fatto cantende. E mi firmo in chebro a ascoltare, fin cantende un canto di amore, una oghe intonata s'armonia, incantata mi firmo non creia, che ma era commosso su bastore. Quando in verano canta su pastore, este sinno più bello e sa natura, chi sia più abbondante sa pastura, quando drempi in frutto ogni fiore. Este su sole che spunta su manzano e sighi sopra s'alto firmamento, e tutta sa bellezza in su verano, este sa maia d'ogni sentimento. Grazie, buonasera. Grazie
grazie Maria. Come convido a recitare a Carmelo Carta. Caria, Cuia. Carmelo, facciamo un'eccezione, la legge di Saligheresu, che fu una lingua, non devo confondere con il catalano, prima il catalano poi con il Saligheresu, ed è una lingua, solo che magari non viene compresa, quindi gli diamo questa possibilità della legge politica. Ecco, difatti io, prima di leggere il mio contributo a questo concorso, mi sento in dovere e piacere di ringraziare Maria Edu De Mutis, perché nonostante la mia partecipazione sia con un testo in ungherese e dunque secondo molti non propriamente lingua sarda, fa sempre parte viva di questa nostra nazione sarda. Poi è anche vero, per coesione di popolo, che si deve riconoscere certamente una forte influenza iberica nella nostra lingua principale, il sardo, oltre che a sua volta nelle varie inflessioni e varianti che contraddistingue le nostre tante regioni linguistiche e le rende variopinte e stupende, e quindi vi prego di considerare l'ungherese una delle tante varianti del nostro sentirci sardos in s'anima e in suo versamento. Grazie. Leggerò il testo prima in ungherese e dopo in italiano per la comprensione facile di tutti. Ecco, ti racconto sempre, Sas, quando tu de giovane eras il mio eroe, quanta veieva oma folt i solid, e come un granabra de oliva io ti immaginava, ric de fruits, i frundosa a nos rapparà della prugia della vita. Content també di alcuni sicozzi rassivits che mi avevano impedito de giova abra de prenda prezza in purezza. La raccolta finza e també quanta mostravas orgoglioso di come cresciva finza essere un uomo e ancora ti raccolta quando già eras grande e non rinunziavas alla faina del campo e al praie che t'anivas a non sfegustare los fruits solids e liquids dell'ampreu della stevas mans. Per fi, para meu, ti raccolta ma tendresa en la teva vagliesa, marat, andifes, debile, smarrit, t'accompagnà a mirar la teva terra stimara e gli amantarta de no poguer la més treballar. Però, lo meu duró més gran per tu és recordar lo teu vel arbre d'oliva era més sec que m'havia donat ombra, amor, proteció, veure'l morir en un miserable llit d'hospital sense poder fer res per te rendir una mica del che tu havies donat a me. Questa è la versione. Intanto avevo dimenticato il titolo, significa padre, è dedicata a mio padre. Ecco, ti ricordo sempre, sai, quando tu da giovane eri il mio eroe, quando ti vedevo uomo forte e solido e come un grosso ulivo ti immaginavo, ricco di frutto e frondoso a coprirci e ripararci dalle piogge della vita, contento anche di qualche colpo ricevuto quando, giovane albero anch'io, mi aveva impedito di prendere pieghe sbagliate. Ti ricordo anche quando ti mostravi orgoglioso di come crescendo diventavo uomo. E ti ricordo ancora quando già anziano non demordevi dal lavoro della campagna e del piacere che ne avevi a farci assaggiare i frutti solidi e liquidi della maestria delle tue mani.
Infine, Padre mio, ti ricordo con tenerezza nella tua vecchiaia, malato, indifeso, debole, smarrito, accompagnarti a guardare la tua amata terra e rammaricarti di non riuscire più a lavorarla. Ma il mio dolore più grande per te è ricordare il tuo vecchio ulivo ormai rinsecchito che mi aveva dato ombra, amore e protezione, vederlo morire in un misero lettino di ospedale senza poter fare alcunché per renderti un poco di quanto tu avevi dato a me. Grazie Carmelo. Convido a recitare a Francesco Mura. Buonasera a tutti. Questa è una poesia che mi avete dato di un pizzino che ha conosciuto solo la guerra. Fa che mi conoscere Zapache. Sono promesso un aperto e bien solo questo mio mondo del prugere, dell'amboso e del tronoso, che va sempre sposa a fondo. Sono un florichedo da 60 anni che ha conosciuto solo la guerra. Noi siamo anche te Zapache, pure tu sei una schifo questa terra. Columba sa il ramo delle neolache avvelenare su zambene e su vento. Hai te volai in questo che lucano, che nuda può più salvacolare. Solo si scuro, ma fa dare la mano, quando prugere murro e affacchiare, mi asciutta sa lacrima in cara. Non va nuda, manco un rore, sul luoso che tiria senza scorso, sull'andela sa precosa del dolore, che ne pane, ne deos e ne santos, su una barra lo spago scolores, su bianco i sarbulio da selvattoloso, che serve solo a cozzicare, che non va tumba a prosispirnicoso, su lui e su zambe a manzare, su scavinoso e omene spramato sani, promaio cancellare. Noi scacchi a contare questa vita, a giocare per tempo e per cascosas, a pocolare notte senza un chiglio, nemos una tapotes per schigliare. Sostronoso che a cos'è pestigno, chissà se non mai a lasciare, ma mai ti a querer dimenticare, sormeso che antento mala sorte, pago non so scoros per mia mare, ma tanta essa amargura che la sa morte. È finita. E te vita per questo scrivio, che nascono e si pesano il suo dolore, e si ingannano della guerra, e te pensano disutilizzare di questa tirannia, mi pedo e te può inventare, forse Zapache, mancare non l'ha connoto. Che ti sta gruissoso, e a pesare una bandera brulia, che in tanto scolore spromentare l'amore che l'ha curava. Sormaccoso, maticrudoso e arrogante, sono prosa guerra, prosusandone e sa lacrima del dolore. Che senza rispetto per los debili e innocentes, tocca da riflettere, che vinsa dello spizzino, come da imparare. Grazie. Grazie Francesco. E come convido a recitare Isangela Gasole. Prego Isangela. Buonasera a tutti e bentrovati. Allora vi leggo una piccola poesia leggera che ho scritto per una signora che a corte Esaberta Zanula ogni anno si mette a filare la lana per fare vedere ai turisti questa antica tradizione.
Giulare sia Lucia, desamento sa corte a Tonzina, cominciando gravosa Zaraina, non mostra tassamuta zia Lucia, de giulare antica maestria. Appustisi che ispertato a Passarana e quinta sa cronuca che sa mano, zarrima sa mirata sua galana, soprattutto grispo e cano. Che mariposa sa sopra l'uvrore, alleviata de poldine allore, Anna ne torra, na decita scheianasa, manos ilani in anda rallontanasa, in ove su connote scheisoro, va che di costate un tesoro. Grazie. Grazie Angela. Come convido a recitare a Giovanna Villa. Prego Giovanna. Vanno bene qua. Adesso che mi intendono. Siamo a corsa a Pasca, tanto che si spera che tutte le persone si non mancano, che siano in grado di Dio. Volevo questa poesia su risorto. Pieno di carinho e amore, in sasi intragnas tua sono crescido, gusti sono per mesi che in dolore, la vita mi ha dato, sono nascido. Susino tua mamma che in calore mi ha dato latte a dinco via amido, non bianca da chi in sui rucche, catorro tra 3 dies, a salute. Su finire tuo de continuo, un setti spada schimano trapassato, povero frutto dei custosino. Bianco cattivana maltrattato, 3 sclavi a saccarre su bambino e chi in spina stani incoronato, in gusta coaerta la pozzate, a tita tu una mamma, pietate. E gai, la pronteina s'enterro, la vanne le sasertas achicadas, chi nodos e chi nervas profumadas, tutto vi pronto, a su santo disterro. Anime corpus torran dai ferro, che in libertà de animas dannadas, s'appascano a schittisso martirizzo, verbo de Deus, trino mortuizzo. Oh mamma, chi m'assisto dai morto, so cara tia, so presente, a selia so coro, so risorto, promore babbo mio onnipotente. Festa sa Pasca, lassa di sconforto e cazza so corrotto immantinente, noi stessi in tristuro in anneo, so risorto e torra babbo mio. Sonate sa campana stotta festa, festate chi è Pasca e su Signore, estuna di è bella non funesta, estuna di è pacca e de amore. Cessate sti succhilos a tempesta, volanne sa columbe su pastore, torra da vita e su diusizzo, sacrifica lanzone e martirizzo. Grazie. Come convido a recitare a Pierino De Villa. Prego Pierino. Sì, buonasera a tutti. Tanto sa poesia mia che avevo rubato sono a Piemonte. Onore a Sola Piemonte, grande poeta Assiso. Tanto onore a Sola Piemonte, grande poeta Assiso e a suo vizio Mariello, il secondo promettente poeta. Pierino non poteva mancare, che a Sola Piemonte che è onorato. Su plauso e su sia militato, che questo verso e spero di accettare. Trivagliato questa diesi che un artista, sa sprama hai già suore parato, da me da gente è stato ben amato, ma dagli altri attinto sa la vista. De Vetusto, un grande amico, poeta famoso e che babbo lodato, questo bello concorso organizzato con sincerità ed orgoglio antico. Mariello, in alto, che il cadella tenere, sa passione che su babbo, su di mia, alla semburo, luego, punia a sua poetas me l'ha data bene, accettate ti solapio giurumile, musa
sino a Santa Esausta, non più discussa. Grazie a Pierino. Se prima parte dei suoi poetes è finita questa recita, a poi ducomo che vi intradu Don Felix. Prego Don Felix, si avvicini al microfono. Deve cantare Franca Burrai. Se vuole, prego. Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Grazie a lei. Veramente, con tutto il cuore, grazie di essere qui. E penso che io di solito non capisco niente, intuisco qualche parola così di tutto quello che dite, però la cosa che mi rallegra è, anche se non capisco, ma la bellezza del suono. Okay. E questa è la cosa che diciamo che rallegra. Già solo alla bellezza del suono se mi rallegro, immaginiamoci se capisse qualcosa. Sarebbe stato magari ancora di più. Però mi accontento di questo. Grazie, perché ecco, noi abbiamo veramente bisogno della cultura per poter salvare il nostro mondo, ma della cultura con la C maiuscola. Anche dico della profondità, okay, dei messaggi che vengono trasmessi o che vengono offerti agli altri attraverso le poesie. Oggi purtroppo stiamo vivendo in un mondo dove il parlare è diventato un chiacchierare, dove l'uomo attualmente, soprattutto i giovani della mia generazione, la profondità del discorso viene a mancare, ci siamo svuotati. Ma io penso che il ritorno e il rivalorizzare sempre di più quelle che sono queste culture che poi costruiscono la testa, per fare sì che veramente ci siano sempre più cittadini che abitano la terra, che abitano i nostri, ma che lo abitano veramente, perché ci sono anche con la testa, la capacità del pensiero. Perché io penso soltanto che nel lavorare, nel creare le poesie, o che c'è un lavoro della mente. Quanto sarebbe bello che la nostra mente lavorasse sempre per le cose così nobili, anziché perdersi per le bassezze. E quindi che veramente io vi ringrazio di cuore, mi augurando che veramente questo germe, okay, di bello, perché qualcuno diceva, non lo cito i nomi perché non mi interessa, qualcuno diceva che la bellezza salva il mondo. Vero? Sì. La cultura salverà il mondo. Anche come dico sempre, anche se poi non tutti vinceranno, vero? E non tutti vinceranno perché uno deve eccellere, però quando si eccelle perché si è messo al servizio degli altri, questo è la cosa più bella. Per cui buon lavoro e buona serata. Conseguimos su zero che melodiosa de Franca Burrai, de Galtellì, che sempre perenne e che nos incanta e nos intrattiene. Grazie Franca. Buonasera a tutti. Io ringrazio Mariedu, le socie Rosa e Dolores che mi invitano sempre, quindi per me è un ritrovarsi in famiglia. Poi vabbè, Gianna è lì perché comunque siamo diventate quasi sorelle, dai. Ci diamo forza, ci facciamo forza. E niente, mi fa piacere comunque
questa volta siete più numerosi, che comunque ogni volta c'è sempre più gente, insomma mi fa tanto piacere. Stasera vi presento un brano mio inedito che è dedicato a mia figlia, non solo dedicato a mia figlia ma ai figli anche delle altre mamme, perché io li considero anche figli miei. Amore infinito per Emi. Il secondo brano ho voluto portare una cover, sto preparando la base, non è proprio la sua base, un tributo a Domenico Modugno, Tu sei una cosa grande, spero che vi piaccia. Grazie. Grazie. Tu sei una cosa grande, dedicata all'amore. In questo caso parla di gelosia, ma sempre comunque la gelosia buona, va bene? Ok.
Di chi cammino parlo praticamente imbriaca, sono andata a destra e a sinistra. Come si chiama con questa poesia? Tocca a Alessandra Sorcinelli de Castelli. Ah, sola, non c'è nessuno su De Castelli, può capire. Troppo atteso. Non è vero, troppo atteso. Fa dormire, me dormo noi, i nostri. Cambiamo tema, buonasera a tutte e tutti. Femmina e uomini e gente di buona volontà. C'è poco da ridere. Bisogna stare attenti al linguaggio di genere. Ensa l'invasarda, buoni portauro. E infatti il tema, dopo tutti i temi di cui abbiamo parlato, andavo a tornare da Castello avanti e dietro per fare salorrara, tipo il ballo. Il tema è, visto che avete fatto in italiano il cappello introduttivo, lo faccio anch'io. Il tema è la violenza contro le donne.
Lo so che non è un bel tema da portare ai concorsi, pertanto non sogno né di vincere neanche di partecipare, ma siccome voglio bene a Maria e tutto su, ormai lo dico anche alle giurate, fate finta di non vederla neanche. S'adorare. Per parentesi, ho anche 2 righe da leggere e le leggo dopo. Ma ti contavo chi via sta sa mamma e moi se s'arrutta in cosa die. Mari, i vari chi viera a Mengiano e su ti zerrierà bella a Morimannu e stetta e moi fia sta e sesi in su gelo e moi di arelusi fia sta e sesi sabogi de su gatto de Deuso a onde sesi a ruta in su mondo de sa vida e seria e naradu che sesi sa terra sa mamma sa bella e si steda e scira rendi e torra a fai sa luce che sesi e seria. Fuori programma. Siamo tutte persone buone, dobbiamo perdonare perché c'è la Pasqua. È un cammino di luce, è un attitù. L'ha scritto in noi a Ossi. Attitausu Graziano Messina. Certo? Totusu Politatitausu. I moi sesi di arere simbolo sa Sardegna tua ti frange di puru fiasta mitu è pure un leggendario Grazianetto tu sesi giai bolao figlio de mamma figlio de babbo de sa terra Grazianetto asi sa da su conto tu Grazianetto Messina, Orgosolo. Ciao. Alessandra. Magari vi sia state Castello, no? Pensavo di farmi venire a dare la caglia, prima o poi verrete a caglia, lo scio. Oh sì, grazie. Bene, è comodo a Pianangelo Lai. Pianangelo l'abbiamo messo in sostituzione Va bene, buonasera a tutti, ben appitoso, viva la Simbolo e viva su Vaelusa, viva Sardegna. Questa poesia si intitola proprio Sa Poesia. Non la compro a San Metraggio la poesia e non la versa nemmanco in cittadella, ma si sarveschi da prometti di e fea, batti consolo e batti d'allegria. Musa, dispensatore di Maia, in cui sarno ter fritta schesatura, canno su cuore spreno di amargura, sessa medina prossimamente. Non avremmo né muros né cresuras, né bomba, fili spinato o cannone. Non fa che conto di questa religione, ma pone pari tutte le creature. Somine che ama sa poesia, contivizza s'arbore e sa paghe, gai è forte del suo frutto su denaghe e vive della sua vita in armonia. Sorditatore stima in sa poesia e non chiede in scuola di studiare, canoba medio della masettare è luce eterna che illumina la sua via. Grazie. Come tocca a Franca Todd. Franca Todd sarebbe morta chi legge questa poesia con noto, no? Sì, non so come
ho trovato marito o sei lui che ha trovato me nell'internet? Non lo so. A cammina un fatto, dai. Sì, no. Bello. Dopo tutto di canale alti, Va bene così. Questa poesia è dedicata agli alberi, a un albero in particolare che è quasi un simbolo della nostra Sardegna, il ginepro. L'assai mi morri in noi, in questa terra antica, a mia Susemme il mio, aria piglionau, apposta a reigini, imbrassavo a sta scrava, in una strinta forti, in questa terra antica, po grazia de Deus, callattau adi, tutto su corpus mio, po essere vida, arzau a pacelu, brancas fortesi, florias de voglia verde, a sospiri aria, a prugai veleno, l'assai mi mordi in noi, frandigata de suento, a fraghe mari, e canta da vemi sora, s'anima mia si vostra, si ca in noi. In salina mia bianca, spruppao, e imbirculao a su sol, torrai a sa terra, in gaunge eterno, po atrus figlios de mamma terra mia. Sono originaria di Seuli, però vivo in Castello. No, a suggestionare appunto non mi varia vedere Castello. No, perché non si teniamo su un bar in Castello, veniva da tutto questa Sardegna, quindi questo sardo come io è tutta misturata. Mi dispiace che non è puro con me. No, a chi rischiava tutto sudato, il sardo disastro. Sì, bellissimo da questo che ha Burgello. Grazie. Come tocca da Capino Mura. Buonasera a tutti. Questa cosa è intitolata Sai da Luz. Sai da Luz si tiene quasi 6.000 abitanti. Geniosos e fieros e laboriosos. Tiene pago pares en menos alas e partes. Bene conservados e pintos olearios e da forestierios a mirados. A campagna da tantos seclos onde passano forestierios extranjeri, nel mese mundo, e bantas a bellas semestadas e ripetadas. Stimano gli stranzi, non rispettano, si sono onesto e buono, però se fa sferrato che non passano e negano su persone. Il dell'antica mura si diale a una bellezza e su altre della famiglia si tenia d'ossesa. Cada bella gioventù che si apposta per acciappare, piseddas e piseddas, che si votano a semizzare e innamorare. Sono gli stranzi del frestieri si ebbano il buono comportamento e sorpresare gli abitanti prima e come sempre sul benedetto in ogni momento. Si appena si vede toccano a Sant'Uberto il solo protettore con la carità di Dio si invocano. Grazie. Come invece tocca a Francesco Rosu di Rosei. Francesco, un applauso, un mano. Allora, premiamo solo la volontà.
La razzia io. Salute a tutti. Però sono un pacco di spiaiti. Che stasera devi aspettare una piazza brena come da quando cantata Vasco Rossi di Milano, che non lo comprende, però un aranchier bello. Purtroppo non comprende la manco Susardo, con la sonanda di Bravo. Quando passato avevo cantato Izu, che non fisso mio, o quando volevo mamma, che è Samea, e poi mamma dopo scritto a Chentinaia, che mamma mi ha dato tutto, dai Susamber del suo coro a soscursi zorrolos. Questa bicicletta? Questa bicicletta? La bicicletta è un'altra storia. Questa l'ho scritta quando ha compiuto 91 anni. Sì che sta andata a Kente Battere Messina. Però mi ha chiesto troppo bene. Mamma, 91 anni. Mamma, un altro anno ha sgarregato sopra le spalle tuas che curvadas, se sono sopra 91 annadas o esas forzas tuas si han leado. Vague su riassunto e su passato, cantas cosas intesas e imparadas in sa memoria tua son restadas che in buon senso in ogni operato. A passo lento andando in su cammino, vague si spesa ancora in sas botegas, agasalzada e tutte as commessas. Noi queremos fare su destino, que in su sorriso, que a todos entregas, contan de quento e prus que vires esas. Però que su tempo si que se ha andado, mas en segos torrare podía, sa vida que me ha dado mamma mia, que pro me ha sofferto e penado, comente a mie, sa vida mi ha dato a buon coro torrare le dia. Però la vita è sempre in allegria, comente su Vangelo a pregare, deo a mamma che la ponorata, silenziosa, vina in sa tristura, vina sa manno mi ha dato consiglos. In vida, santa si è santificata, da tempus malum a tempo paura, sacrificada si es proseterizos, si custos annos sincera toccado, e signo che lo ha meritato. Grazie. Questa bicicletta un'altra volta. E come tocca a Calvino Arca. Saluto a tutti. Stasera sono 3 sere, 3 via che chiedo a un corso chiuso da Piemonte, un grande poeta Eussi, Papa Mariello, presidente alla Simbolo, e un grazie alla Simbolo pure che ha organizzato questa serata. Tanto su primo anno io ho fatto una poesia a Isse, proprio dedicata a Isse, a Salappio. Sul secondo anno ho provato spunto da una poesia sua e tutto, del suo erano, e io ho fatto una deo. O canno come una bonderia, sai, ho cambiato il metodo, ho fatto una poesia per una broccaezza, per una brocca. E questa brocca ha una storia. E come più di 30 anni lo fare, sono andato a questo Guile, che suo padrone mi ha cercato per ripiare su loro. Sono andato da capofino su Tripalo, poi a io una chica di compito, entro in questa domo, una da fiabba. Mi capo sa brocca, capo una santica proprio da sa brocca, buffa imparrata, una bella brocca, e questa brocca è una storia. Una parola, usa anche fideggiaia, che me l'ha data una zia sua, addirittura che l'ha comprata da un venditore capitanese, proprio, venuto da questa zona, da questa signora da Caglia, proprio, e a vendere ai lì per una festa. E
questa brocca addirittura anche Giaia, con nota Giaia pure, che lei sa, sono messadore, e in questo connotto si è fatto la famiglia. E questa brocca non hanno sempre in famiglia, e gai, fino a che sono morta, poi sto cava costumine. E dopo 30 anni, costumine che è morto, e io stavo anche lei a prendere, l'abbiamo comprato noi, cioè che siamo entrati in possesso. Entro a questa donna e magari torna una brocca ancora ancora tutta brutta, immolata e gaia, con una tappaia, per venire da conca con di storia. Non l'ha pulita, tutta canta, noi che l'ha posegata, immolata, no? La poleata che l'ha posta in una pinnetta che pappo in domo in corta, entra una nicchia e che viene di la paia sempre ricordo antico. Però questa brocca un altro significato, scommetti la vita nostra e tutto, noi pure, canto se non so, fanno so, paghimus, aggiuamos e tutte cose. E se professa poi a volte chi ha la fortuna di avere, chi ha l'attendere, che ha tutto andrà bene, chi ha no, che rimbolla una mala, questa brocca, e mettere via sotto che muori, mancano fiori a salosa che li lea. E che è tutto di questa brocca in canto siria, cazzato, e sa vita sua, canto la montesa e cae, poi che l'hanno imbolata un'ala, che è una valore per uno. Ma io stasera la chiesa mentale che in questa poesia, e l'ha intitolata Broccazza. In Campitano, stava costruita poi sopra un uezzo carrettone fino a capo Gesù, si è spennita. Per una festa in questa occasione un parabrocas, frascos, tianeras desistiu, ya fico si stagione. Da saída e pidar foristeras acudidos por esa festa paesana per un impigno rinnoferenti speras. In costume una femmina anziana s'accurzia da un venditore una brocca le sere fifitiana. Di mandei di garbata, per favore, accanto lo vendite questo zetto, chi va soldo denaro su valore. La comprata, gli strinta su petto, a dopo sua contenta la leata e l'appoggiata in questo veretto. Pro sabata sa fontana l'impreata, 11 die fa chi sa toccata, tanto tempo schinissa peleata. Fino accanto issa è durata, poi sa mette ancora pisetta, questa brocca la disse eredata. E gusta de ias una ghedda, po tantos annos a questa fontana sempre andei questa giovanetta. Insistiu in tempos de Galdana, sapa lluvia da sos messadores che dava frisca, sitido su ingano. Inie tra fatigas e suores, tra giovano viesco da mirada e nascentando sus primos amores. De cupidos a frizza indaurada, duos coros poda de appaiare, cada amore lui è infiammata. Si podia questa brocca fare dare, chissà, il tutto ad essa inteso, disinteso, sos fattos che solian raccontare in cochina, che il suo fochile è immesso, reunidas in tre famiglia, arrodiados a suo fuoco acceso. Historias de vaque, alegría, contados de antigos berritados o tristos lamentos de angustia. Son allentos os annos varigados e tu inolvidos arrestada que los trastes pezos o arrombados. Poi de tempos se como entrada in una pinnetta fatta s'antica intro una nicchia se scollocata. Daias recreo in sa fatiga pro s'impreo gaias se servita fistrattata che fidele amica. E consolende sa ucca si dita rezzias che insallaras a un oasso recompensa de sa gente ansita. Come che bezza riposo in passo, forse sti segnalato su destino, ma rassegnata non mi fa scarso. Vives d'ammento, squadro su insino, ne a fontana vi potesi andare e finito sprotego su cammino. Che questos tempos non poden torrare, già appartenes a sas passadas cosas, chi comprende ti può mirare. In sa nicchia, chi como reposas, goi pure per su genere umano, medo fidato su esas mudas losas. Che il sopperato, in solo infano, che la lodes, ammento e onore, si lo sappena da pietosa mano, pro riscorrire nessuno fiore. Grazie.
una corruzione, dai. Buonasera a tutti. Stai un po' bene per far brullare Sempre ringrazio alla Simbolo, a Rosa, a Dolores e a Mario per mi invitare, che sempre via che era bene in nome. In questa sottata di stasera usiamo su 3 mamas, una stessa idea, c'è bisogno importante, non ha bisogno di bollonare la scalessa, poi questa idea non è una schifo, questa carriera, esa carrera non dava, esa carrera ponemos os primos pasos, os primos amigos, o conocimos, e imparamos a vivir por piano piano. Esos amigos que nos seguimos esa carrera non nos dimenticamos mai, que son inocentes, non estamos con tierras, e sempre cando los vedimos fino a canto morimos, nos abbracciamos e nos fa sempre piacere. Questa carrera si narra da Rio Dovuto impattata, è una delle carriere più antiche che bisogna, che è importante, che per fino a Sacri di Santa Sabina impattata a Sacri di Mazzore, vivendo questa festa, un anno, una grande festa. E proprio l'uso è stessa idea di scornotta in vita, ed io vado qui fino a 30 anni, in un momento sempre tutto quanto, una volta che vi passo, mi torno a mente tutto quanto, su che papà ho fatto, quando chi ha suo spolco, sono impetrato, quando passano a suo scambio, fino a se non da poco noto me, dallo so poco noto, se bene come non da poco noto. E i suoi, che in vita avevano gli anni e con zanno, ma poco noto quasi non mettere niente in vita. Rio Dovuto. In su 1969 in Rio Dovuto ha provato dimora. A 60 anni non mi ammenta ancora come l'usere di Dio. A sus 30 andato in desoe e debattata lo che so vola, ma con 30 anni il biappo bivido, legando mamma mia mi ha partorito. Quando bivasso mi viene da mente tutto sa vita della vicinnia, quando in Battista giovaia, che in Giovannanghe, Lunnino e Pizzente, Berenaldo figlio di Valente, di tutto canta questa bella ghia, che vi forzuto che un trono, ma vi sincero e decorono. Su servo che hanno s'appoggiata, uno viotto manno e visettina, quando in banda, quando una ventina, paria sai titto con l'armata. Non facciamo guerra che si spada, ma corrente sentiria sanguina, valente dai arde in pinna, che incadrono di ferula e di linna. Ogni tanto qualcuno più il manno veniva da giocare a pallone. Frate mio, in angelo calvone, convinto di non sponnere in affanno, fimos più il minore del calcanno, ma abbaiamo su un campione, e o s'arranca al faghiam sera, e già Mario giovaia che libera. Ma mento de usos tempos passados, dei gerros al bellas temporadas, sos candelotes comente y espadas, suttas las teulas ben esquierados, fazadas e balcones imbiancados, parían alfavellas encantadas. Su un isolado da esa frina, formaía de una bella calzolina. A lo intento pasos e toqueros, atraescendo in sus impedrados, de galarinas e de garroferrados, carros de lina, boes e poletos, vagios castanzos, murros inquietos, colaían pomposos e ordinados, salvelto la garriga del recatto di un bene che Dio s'ha fatto. S'ha campanas de Santa Sabina, m'ammento sonende di continuo, con su suono attonato e repentino, in origine a salutare sanguina. Quando mi schido a sola mattutina, innanzi di andare a Safaino, tutto il sonno si sto ascoltando, cavale in questa campana sonende. Su canto piedoso si stria,
intendia in salnotte mezzanas, in palia sul succo e salventanas, s'intragna de ferro mi varia, tronos e lampo de unzizenia si forma ian in salnue scanas, sol raggio lampizente che illumeras, piena ian de lugores al guerreras. In Sant'Andrea, a tempo de friscura, in sa carrera occhende su mannale, ma mentati Antonica piale, brugende su sciadina a sa calura, de su musco saporito sa pulsura. In tu vedas allo intendo, l'intendo cavale, che fillicanzos anticos o sabores, a un zados de sos sonos primores. Santa Sabina varia sentinella, a suo figlio suo in riudoltu, dimora de nadias e de moltu, che in totus os santos in sa cappella, San Paradora, Santa Riubella, che in donzino d'umago ad aisotu, caissa e sa mamma venerata, de s'antica carrera de battata. A posti del Calvino Marmellata dovrò fare una pausa musicale e quindi si prepara la Lucia, Bruno e Maria Teresa. Un saluto mano a tutti. È già una fortuna che sono in 9, è già una fortuna, però sono contento di essere con voi come te sei. Ho fatto questa poesia, mi ha ispirato un poeta antico, dedissimo, Besto due Serra, e Sasunichinas sono una struttura di poesia che mi ha attirato subito, questa musicalità chiara, che si alterna al settenario in decasillabos, ed è un tipo di poesia che ho addirittura memorizzato già dai quando io anno, mentre sono manzano di una diavessa andesa cheggia in pace amore, innocente pagiano, che non sapero in sa testa che amare, seguire il Signore. Ecco, quindi hanno un tipo rispetto a Sasottavas e a Sosatros struttura della poesia che conosciamo, cosa mi ha ispirato e a poter fare questa sonina dedicata a Sabonanima di Salapio Monte ed è sai buon giorno, lo ringrazio. Prosuetta ho sceso Salapio Monte. A Salapio Monte un poeta ho sceso, pago verso l'eghetto dedicare con suo in fronte dei poeti si messo a Saboggio non podia mancare e tanto sono in nido a travaglio finito onore manno vuole tributare come devo montare però Hijo metti scusdenne giusto se sono sovverso giusto se sono sovverso a mentende vi lei ha promesso di entrare in suo gioco senza chicare per una pretesa come contento e stisso i nostri bel luogo sanaschi da sa vita e fierezza ma va così godito e che poeta è schido e non abito in faccia a Cesare uno destino vero giovane l'ha trazzato a Pededeo ha vivido in Sanurra travagliando in si spera de hai fundos e propriedade lasciato a Sasaurra busti fatta manera proseguire sul resto e sedate tornato e stando come il suo travaglio che ha fatto in onestà sul resto della sua vita
l'adin saida de ossi concluida. Fu un massaggio pastore, in sanurra si vita, amantioso sempre a poetare, da canto fu minore, con una mente ischida, in pensamento che in soverare, a mano se tornato, a sanadia sua e sanadia sua ad onorato. Sa fama e su poeta non basta con discutta, bicchiere d'ora e merito di vette, terzina so sonette, con buona musacutta, moda che isso, chi devo ripete, come vedo che sono, se non vieni sa musa perfetta, fatta cosa trepida, dai morto ad tornare a vita. Grazie Carmelo. Come dando commentavo prima, si preparano gli artisti Lucia, Maria Teresa e Bruno. Lui scrive cosa si canta, ma lo avete impresse. Ragazzi, abbiamo bisogno del vostro aiuto, siccome vi facciamo la versione di De André dell'Ave Maria, abbiamo bisogno del ritornello che la cantate anche voi, va bene? E così? Tutti assieme, tutti assieme. Per buon auspicio per
facciamo anche questo qui è un dialetto, una canzone africana, è una preghiera di un padre che prega per i suoi figli, la povertà è troppa e affida il bambino a Gesù. Malaika, Questa, siccome abbiamo fatto la a Babbo Salapio. Como
Maria Teresa Pirrighetto, abbastanza famosa in Sardegna, e lei ci canta una bella canzone. Ci proviamo. Un brano che viene da Montegonare. Bene, grazie a Maria Teresa Pirrighetto, che è una grande sapiomana cantatora che cambia in Sardegna, che Camosappido, e ancora canta bene pure, complimento. Grazie a Bruno e a Lucia. Bene, andiamo da denanti, seguiamo questa poesia, leggiamo a Francesca Petrucci. Di attenzione e un aggiunto. Francesca Petrucci è nata in Umbria, Montefalcone, 7 metri Montefalcone.
Falco. Viene a vivere in Sardegna e ha imparato pure a fare il rosario e non leggere una poesia in sardo. Un applauso. Grazie. Adesso provo a dire 2 parole in sardo. In tanti volevo ringraziare Marietto, che questo Tobio Peso, ogni anno siamo noi, questa amica mia, veniamo da Castello, e questo Tobio è bello meda ed è come ti posso dire, una cosa in plus poi mi spinge a questionare, non pago un salto e a scrivere. Insomma, oggi 12 di aprile, con Sanno 12 non c'entra nulla, però i testi oggi si ricordo sul scudetto del suo castello, come si dice? Ecco, va bene, adesso parlo italiano che forse è meglio, perché insomma allora, oggi è il 12 di aprile, tutti ci ricordiamo, almeno quelli che hanno più o meno la mia età, ci ricordiamo quale festa fu per le Cagliari, per la Sardegna, e dobbiamo ringraziare un grande uomo, non un grande calciatore, un grande uomo che ha sposato la terra con tutti i suoi abitanti, si è fatto veramente fratello dei sardi, ha scelto di restare in questa terra. E oggi io proprio sono venuta qui apposta per leggere questa poesia che ho scritto per lui e adesso insomma la dedico a voi. Una roghetta de soli, una roghetta de soli, via stavonosos, una cicci de luci in su gelo di questa terra sola e dismenticata. Benio dell'arco, a posto reginas in imprassus manno de anima e de coro. Fatto, sa vita, sa trossada, adivai pungi, adivai ghettai sanguini. Tindatirau a strempio e in una furiata a sparessi de Castello, de Sardegna, ma de suolo nostro mai. A solo ti sei fatto figlio di questa terra e frati a nosos a savarrai o sempre. Grazie. E come venne l'hai chiamato il suo primo turno di poesia, Antonio Foisi, una saggiuria che tornare a Antonio Foisi, l'hai chiamato questa prima griglia. Un applauso a Antonio, è bello da vedere. Buonasera a tutti, scusate che io Rivaliene ho fatto tutto una tirata, ho fatto il muserino e pure la fattiana. Bravo, si ragazzo, mi durante. Troppo ne hai scritto, troppo. Da che qua siamo dei tribali. No, siccome basette in televisione e poi che sono tutto vedere di questa guerra, che tutto che erano andare in guerra, che hanno preso il divento un miliardo di euro. Buonasera, grazie. Il sedile che ho vestito per il suo logo sul microfono.
Non ha fatto pagare. Bello un bicchiere. E tanto che fate andare in guerra, ci sono io, ci sono posto, non ne vuole posto. Tutti sono esperto di guerra, no? E tanto quando più minore, sa mastra che io ho innamorato di questa mastra mia, no? C'è una ragazzina Zano, che è bellissima, e tanto da rimanere da anni a fare questo compito, io sono mezzo da questa classe. E mi hanno dato di andare a intervistare tutti chi hanno fatto la guerra in vita, no? E a domani, quando in ogni vita di Sardegna, fini meglio. Quando sono qui, mamma mi ha mandato, ma io dice, sta mastra mi ha mandato, perché ha bisogno di essere per tu che ha fatto la guerra. E non ha mai nato nulla a nessuno, niente successo, niente successo. E più o meno, sopra di me, non mi è tornato poi da 3 anni o 2 anni che è cumplita la guerra. E tanto ho fatto l'atto telefonato, mi ha fatto tutto su conto, che già è stesso, l'hanno registrato ed avevo fatto questa poesia. Non dico così, i figli si integrano, sono vefos sono sacrificare questa maialza per inzestare su benidore di chi è andato a dimandare, no? E in tempo di guerra ti fai a Sammamas, da che sono figlio non requiano, si affidano per il disimpero e usa maialzas. E bidea sesto sinaclona che a Subinarana lì naraiana pure si filmostro in 2 filmostri e 2 film internati. Come ho fatto su conto del TV? La guerra di Giovanni va da Tiomeo Sileso, fu soldato automobilista, quando Mussolini la guerra l'ha acceso, a domani che la lampada in pista, la mezzo gioventù ha preteso della Sardegna per longa salista, dei gussos che la guerra non subita, il suo mezzo su fiore della fila. Salì e l'armistizio famata si incontra in Roma e sbandato, Badoglio, Lussurea, Safidata, a cua Savaghe, a Frimà, Giovanni Vaga Saconcata, fuidi su zero e ha disertato, ma in termine l'arrestano e stento che li inviano in campo di concentramento. So tedesco, so lo chiamano traitore, so fascista, li scorta anche Lugane, lo grafana in miniera, ue sonore, si yoga da un piccolo de pane. So serreo, sono in età di minore, vittima di un assassino infame, lo scalano in tunnel a tottora, mai di une ni d'ora da fuori. Sa salvezza sua in attesa ve la dà su zappo e Isaterra. Sono nazista, hanno sa pretesa dell'attacco pro alimento di guerra, che lo leano a una tanca francese a zappare che soli che serra. Pochi sa guardia, che non sa piedade, fuidi e balanza sa libertà. Quadro di una famiglia francese, sa uniti a sa resistenza. Da che sono tedesco si sono resi in Francia impara di permanenza. Des'Italia non supporta sa presenza, la considera traitore e indifeso, che a chi era traito puntende di sa mano e si stato un ferroviere italiano. Inoltre sa mamma sconsolata, dei 2 anni su Luca il mostro, bene del suo sindaco Pircala, per scrivere su nomine a conforto in una losa di marmaro appiccata, ma essa non gatta la conosco, a una magliata da fila da che comprio, l'inara a biscrivere chi è più. Da inizio a Vestio Mattessi arrivi di una lettera accorata dai Giovanni a sa mamma inviata che in Francia fidessi per essi che l'invia dei nie a sunessi dinari per fare salerrana dell'artigiano un trasinvasore e scomo in Marsiglia Muratore. Sa guerra fu comprita 2 anni ma Giovanni non queria require pustis de sofferenze e affannos des'Italia non di queria descrivere naraiala su un traitore mannoso e sempre gaia a seguire non ti fidese e non ti fidese mai di un popolo traitore gai a Giovanni Fata. Antonio, devo dare
un minuto de ore e tutto il resto. Grazie Antonio, Foisi, de Berfugas. E chiamiamo a Giannicola Basile, depende dai oro si può leggere questa poesia. Però Basile ha la leghina, signorone, chi l'ha fatto. Buonasera a tutti quanti. Questa è una storia vera che è capitata in Orosei, che sono parroco e vice parroco di Orosei. Prontos, un usero, su cunillo, su pudda e su gatto. Buona die a su parroco del Galeso, chi non Orosei celebra te canta messa. Un usero si levò una saputa promessa, chi tenia nessa corte che su donno orgoglioso. Mi sono capitato in cue pro combinazione, ma non disco si vidi su Deus onnipotente, chi mi ha mandato in azzurra questa gente, potrenne resapudda su cunillo di disintenzione. Corrende, ambuldur fine in sa carriera, mi parian Don Camillo e Don Peppone, appena aperto su cancello della preione, so servato su un fluginde con su sera, volanne mescolato in conca sapudda, e su gatto che su cunillo in mese ancas, il fainato stotto, simmuso, in piazza Settancas che ne resistere si intento a fare nulla. Dopo mezz'ora del raggiro in continuazione, vi sono resistito a tennere la fuggitiva. Sospiano, non gli sono andato che prospettiva, capite riservata provvisto su una benedizione. Bella di scena, sa delidere e ammentare. Chi sono successa se non rosede a vero. Chi sospire non la ridimmo, so sincero. Henry Masarda batterottava per dire stare. Su 26 di Sant'Andria vidi successo su fatto. A 6 mesi ad zero per lo precisare. De sulla mezza e 20 battoli in mente di registrare chi fin dentro sapudda su cunillo e su gatto. Don Alessandro e Don Rosario anche tu sa poesia e per lo so accontentare mi sono posto in molto. Un saluto e abbraccio d'ore a voi e a tutti e a che tanto in salute che vi sia. Grazie. Come chiamiamola? Giuseppe Cuvetto di Ossi. Un applauso Giuseppe. Buonasera a tutti, sono giovane e so pezzo, faro so braccio in sino deresa e che a subire le atto, poi dai meta che da ia compresa, magari fatia su ritratto. Speranzoso di essere sbagliato, mi pregunto, il te male ha fatto, pro aere tanto male meritato, finza sa verità mi è negata. Pago che a mie hanno travagliato, proidere sua famiglia si è chiamata e tutto quanto su video non ha poito. In cuscera sa gente fortunata, non che in tempo mio finza famito, quando mancai a suvane e sa funzo, come non manca mandico né pito. Non sono contento e sono amorrunzo e non sono per mai soddisfatto. Vite in una montagna in ogni abbonzo, pretendere meta, ma io sono ingrato e pago del soppezzo al rispetto, a conoscere di più cane e battos, con battos e con cane a più diretto, la tratta bene con massima cura. Babbo e sogro semi difetto, di accordo sono pizza, figlio e nura, non si ammenta su di me, sana dato. L'hanno tutto con tanta premura, rivare naturale e contato, mora, timuta e sera, spiegai non mi sento fortunato di essere provato in questa maniera. Grazie. Tornamos a Orsi e chiamiamo Giovanni Sannai. L'applauso di Giovanni Sannai.
Facci volare. Facci volare. Faccio volare. Buonasera a tutti. Questa poesia l'ha scritta questa volta di Everende a Orsi. E in fretta e furia ho scritto Paccarrigasa. E a poter tu evidenziare se nella che servono, vero? Sì. A poter a pochetti tu pone l'invia in questa poesia la bellezza delle cose che uno Deus buono nos ha donato, quando teneremo conto. Che ogni essere vivente che veste in questa terra, ogni essere vivente che veste in questa terra, tiene diritto a sa vita, a sa pace e a suo rispetto. Il titolo della poesia è Pensando a un Dio buono. Mentre l'oscurità avanzata e cocusa tonzi cosa, sospeder meo danzano in questa luce che non pende a sera. Giuvento giurva lento, il suo gran masino in flore, e spargendo in un scoso di magia in quest'agera allena e celestina. Dotti in d'uno, giuzzino di una gardolina, e te dono umano, provo a cliccare, ma in d'uniscutta non mi pruso, e rido contenta, pensando a un Dio buono a fianco a mia. E convogliamo a Roberto Nieto de Burgos. Un applauso a Roberto. Uno, così il tuo ambiente, il tuo. Buonasera. Insomma, se ne vuole più la sala televisione che si fa pubblicitare, poi a me mi viene a parlare sul film, devo appassionato dei film di fantascienza, dei orrori, sul film di orrore puro. C'ho di fantascienza non so più sapere, sono diventato tutto uguale, no? Di norma il film di fantascienza come te sono, arrivano sos alieni, no, sos marziani, sa chi strue sul mondo, ma per fortuna interviene sos americani, pochi sos alieni e salvano sul mondo. Sempre mai una volta che questo alieno soccano sos americani. A questo punto no, Kenzana usa a fare brutta figura, si caparra in Marte e tanto come sapete solo questo film di orrore. Il problema è che questo fa pubblicità, un film come dura 2 ore 10. Interrompi questa pubblicità per mandare in onda su film. Tuttavia un bello film di orrore, mi vedi l'assassino che tu rubette le puzze, devi abbocchire sul mostro, Daniela Santanchè. Si vive a te mezza doccia, no vissa, quindi arriva all'occhiere, sposta da sa tendina, proprio che non avevo che pubblicità, e là saprà occhiere. E questo è un problema, poi questa pubblicità non bombardano e non le hanno in filo, che hanno sul bellino un sacco di cose assurde, false, eccetera, eccetera. Hanno a verificare che è stata una truffa. Devo pronare, come chissà grande biblioteca di Google, uno diventa licenziato e scopre che sia cosa. Sanno a indagare, pronare, no? Questa pubblicità che non bombardano del mulino bianco, no? Fa capire di questo mulino, che surio, che macchina sa fare. Sanno che in Google Maps controllare, allora sul mulino bianco non esiste. Non veste, e ha scoperto fino a che surio che è sicuro da evitare. Propornare, no? Oppure come ti dico, Capitan Findus, questo uomo che salva, questo marinaio, no, che andano a pescare sul merluzzo. A parte che sto 80 anni scrivo che per questa pubblicità, ma questa è pensione. Non vanno male. Poi sono andato a verificare, ho fatto una ricerca con pure, questo Capitan Findus in realtà è un attore, non è un marinaio, cioè non è manco una rana in verità. No.
Si inventa questa cosa, no? Il capitano funziona sempre, su dentifricio, pasta del capitano, no? Ma perché che è questo capitano? Non esiste. È un'invenzione di dire questo dentifricio, pasta del capitano, che funziona. Se noi il dentifricio lo gramma si tennisco, pasta dell'agente di custodia, non è la stessa cosa. Io ti dia a bene il dentifricio. No. Quindi si inventa questa cosa per le in giro. Pubblicità, la manetta, come abbattivo in aziendata riappiù su questa grande paninoteca multinazionale, se quindi noi pur moderno no, dobbiamo andare lì a manegare questo spanino, so per la pubblicità, devo fare un video bello, manno, so, chi 3 euro, so, uno maniga, poi canasani e spanino poi. Certo costa 3 euro, ma mi devo mangiare i bimbi, no? Però lì è tutto un servizio, me la sapevo, famiglia scanano a fare il suo compleanno, si questa paninoteca, oramai è tutto discomodo, no? Invece si deve organizzare 2 il compleanno, un spuntino, insomma diventa più problematico, deve andare alle sborchetto, e poi già pericoloso, magari ti beccano, no? Deve andare di notte, che era morto su borchetto, eccetera. No, è tutto a niente. E quindi abbiamo scritto a proposito di questa paninoteca che pensa a Villa in Tattaribur, questa a casottava su dito queste McDonald's. Ed è bella tentazione che mi fa che è goloso. Ido in sa televisione un panino strepitoso, pare di un panettone, bello, manno e formoso. È una vera cuccagna fabbricato in Gran Bretagna. Con donata di fa fissa poter bene mangiare, ti dà in sala tata fissa, Coca-Cola per buffare, in su bagno vuoi ben fissa, sa vaschetta per buttare, su menù è diverso, ma porta sanna di traverso. Su basto questo eccellente, in su piatto di papiro. Versa fila desa gente e non ingrassa di 1 chilo, viuste russo schi un filo, manicar velocemente, in esa cura è perfetta, che comincia la sua dieta. Se è servito è riferito, ma su servizio non è il francese, con tu un pane imbottito, ya ti conta bene atteso, ne va per 2 e mezzo, sempre nessi si fa mito, certo vuoi a manicare, va a dispenser non ad entrare. Però ya si spende e pago, cussa e si sola tarda, sa spiettanza stende in frago, pare invece tarda e sarga, poi su pane fino al drogo, mezzo si stare a salarga, tutto è di brutto colore e deste strano su sapore. Ma che scui a tripallare non ne abbai dalla di orario, tutto canto su un precario, non si può lamentare, non può neanche scioperare, caso nere su un sicario, uno che ha protestato, si incrasa l'ana licenziato. Asso scongruoso in questo luogo non mi manica sporchetto, non vada al rusto, né al zonetto, né bistecca armata in fuoco, curuzzone, manco a zogu, né sagorda o San Benedetto, non va risotto e manco basta, cue di dane, merda e basta. Grazie. Chiamamos a Giampaolo Serra. Giampaolo Serra, l'applauso a Giampaolo. Presidente, questa è una poesia che ho scritto 2 o 3 anni fa e San Bento dei commenti su Monte Ortobene in Nugoro e dei commenti Stoglie ha fatto una specie di paragone e scusa la poesia Ortobene sutta su Cristo che vizza a Nugoro e pispisia sul tempo a Tonzino
a salutannemi all'Inorda e coro, che in sapore e che sappa che intino. Che viro sa costera, un ispantario, sopra roselli che riville la tremolia, si là di torune, isterio e palivario, e accostalla su mare baronia. Chi sappa che mi lucrati in sa cara, pompio l'ollove che bannito in verto, Monte Conare, sa terra immamuiata, orgosolo, sopra monte e gennargento. In pede sa corrasi, uriana e distesa, ed urgali a sopra i succedrini. A cara, sa vita nuvolesa, sa chi tenzo in sanimo continuo. Monte caro, canto ti tenzo amore, canto s'ammento vi torran presentes, canno culliamus castanza in un borbore, de farcana Emiliano abbas correntes. In solotti, furanne cariasa in sa pianta, o sopra sa conca de sedra ortai, brincos e giocos che io mi spantan, reverde crialla che ne paso mai. Da Ianna ventosa a cucuru nighetto, currillanne in sa spredas che crappolas, su tempus che volava tabelletto, in meso a sa schessas e sarmolas. Itteses como, bello monte meo, aite t'amo lasciato in s'abbandono, itte sin costa des anticule creo, a sussegados pedimus perdono. Però andando alla tristezza nell'italiano, recito un'altra fuori concorso ovviamente, che è dedicata a frate mio, che lei ha poi scritto una poesia per pegare in giro, i sacchi da santa, no? I sacchi da santa è proibito, perché credete, a mannicare pezza. Va bene? E frate mio questo è un grande mannicatore del pezza, e quindi l'ha dedicato una poesia appunto lo pegare in giro. Pone il suo microfono. Ah, non si intende? Non si intende vero. Del blues, mica lo devo manicare. A frate mio Pietro, in occasione di Sacchita Santa è fra Pacardiese, sedeti, prego, e intendi questa caglione, che non chi seguo di Sacchita Santa, di Santa Chida, cada casta e pezza è proibita in memoria di Deus a passione. Salutati sa purpa e sanzone, su trattaliu e s'accorda in si spidu, finza sull'epore e sti stato bannito, pare che s'arrosto e su servone. De su torrette non si ne faedat, con nido chi menta e armida, de crapito cotto e schinzita o de fava chi lardo una padedda. Sa sartizza né frisca né affumata, o ne manco ficado chi intramacco, non lo deve spiegare manco franco, se non querer del peccato un'accusata. Deo, che sono un buono cristiano, due spurpos a intro sull'anzone, a pochettavo chiedermi perdone, pare che ne li gusta tenta a mano. Due brocos in trotta e ambita, i sapraiami con vino sereno, e in sombra un fiasco a po' pieno, de frisco vermentino e perchita. Grazie. E come chiamiamo la Giovanni Tette de Asara. Giovanni. Ormai è diventato un parente di suo grande poeta Antonio Andrea Rucca. Buonasera a tutti. Queria ringraziare l'associazione culturale Alzabolo che ha fatto lavoro, non ha fatto questo viaggio e mi ha detto quanto so a pare e appunto deve essere una serata in canto su poesia. La poesia che Bocchetto ha fatto del Tasero è che hanno fatto la cronaca, un poco curioso, che i succedesi di suo primo del suo 1900 in saida di Orotetti. Mi venito tramite frate mio che è archivista appunto e mi l'ha mandato là con un pezzetto
cantato con fantasia. Giustamente sono numeri si chiapozzo, ogni riferimento a persone sia a caso è puramente casuale. Si narra Satturello Zeri, come mi ha gatto de conto bitratto su 1900 sparedesi. Già boscheria contare del satto, chi non ischia ad essere lo Zeri, pari a frimmo, perché ne ricatto, ma su soli che abito e so io a bene, casato che è una soli che non campa, che era perseguito entro in stampa. Due strade già venne in questione, però solo rozzo ezzo e male andato. Che vita è che non hanno sono arrivato, che non saperne né frizza e né pirone. Soldato de Piumbo e de Vignone, Giovanni Andria, qui disperato, e Cristoforo ha mandato Saminetta per discutere a palla, si scoppetta. Io non mangiano fritto, quando Cristoforo con Giovanni Andria, videndo satto, cussa valentia intrende in un'istampa che peritto, nende piccato sa, vessi da ia, lende in mano si scova in donapitto, asciucconende a mussitto un viaggio, a consente via sia, si ingranaggio. Sull'ozzo e standente, ite allegria, paria da un sonno in questa terra, tritte Cristolo con Giovanni Andria, hanno cominciato a ballo ste chitarra, a bende la cosa con tierra che vita progressa pregatoria, e che sospodiano lavorate, sa che vidi del suo Dio ereditate. Questo è su conto esatto dello Zeri, e posappo contato sa maniera, e lesini una manna carrichera, due redosso scotto su inzilleri, e finì al rischio del suo quartieri, dessa solenne manna embriachera, cami fattesi sa botte dell'aula, noi scusi fi vero, così fi faula. Grazie Salute a tutti. E già abbiamo l'ultimo poeta in gara, e Beni dai Seneghe, e si narra Domenico Cazzetto. Un applauso a Domenico. Scende ancora. Come si le Zeus giornale, a Dio intendevo la televisione, non intendevo della cosa sino femminicidio. Questa è una cosa che sta diventando impossibile, antipatica e impossibile. Quindi, a povero Paolo, un femminicidio. Un vicino vuole allevare, possa donna e San Bezzo allegria, sullo crescere, sull'educare, lo rende con sa mamma in compagnia. Leader contento, leader aiutante, pieno di energia, ad ogni dia si deve sviluppare, senza il pontifizio anno diventa un giovanotto manno. Tanto va si zende in sagarella, si comincia in giro a bailare, incontra ad una vicina bella e gli fa che suo cuore innamorare. Subito si gli deve accuziare l'inara, se sdecchita che è una stella, si mi chiede se amabile tesoro in mano stua che conta suolo. Issa l'inara sì, e prontamente sul primo basso gli deve scoccare. Furtivamente si deve incontrare a si scudio in una bazzente, si incontra sempre più frequente che s'amore lo ste troppo a tirare. Prima si lega con suo sposo, decide che si va ai sposi. E sa famiglia battanta allegria, con tutto canto si ne deve incosare. Decide intanto interesse a si sposare, del tuo scoro ne va che ne uno e via. Sa luna e mele impari a si passare, tutto felice in buona armonia. Poi tanto comincia il suo smurrunzo su e ogni tanto si leva una punza su.
Cominciano tanto a odiare in dono, non vi ha più recreo. Pare maledetto sta e Dio non si può più manco incontrare. Su maledetto intanto da pensare, mi covo questo verso il suo mio, e senza esitare a punto viso, uno femminicidio viene commesso. O in televisione sul giornale su questo fatto si intende d'ogni vie, fino a su pensare va che male, concepire vantaggio ste casie. Sono minata una bocca criminale da guerra su punto in mia. È un ideale in conta giusto viso. Poi te non si esprima un viso. Un aumento di tuttavia. Bene, con Domenico abbiamo finito la poesia, sapete che poi dimenticavo, ma te lo so. C'è Oriana, però devi piegare la saggiuria che noi ci gara, capite? Il suo concorso ci ha fatto usare un po' poesia in passaggio. Però Oriana vede a me a leggere una poesia e la chiamiamo e non leggere una poesia in italiano. Un applauso a Oriana. Hai detto? Allora, vediamo se. Sì. Vediamo. Si sente? Sì, abbastanza forte. Ok, saluti a tutti, quindi vengo da Tempio e porto questa poesia. È un ringraziamento per la Madre Divina e per la mia dolcissima mamma. Allora, la poesia si intitola A mia madre. Madre cara, tu che prestasti il tuo amabile corpo donandomi la vita per questa mia nuova rinascita da te assai gradita. Tu che dalla coppa del tuo immenso cuore emanasti un così grande e divino amor da trasmutare in lieta gioia ogni mio dolore. Quante volte, o madre cara, con il tuo dolce sorriso riscaldasti il mio giovine cuore affranto da cotante pene d'amore. Tu che pervasa dalla grazia divina mi insegnasti che la verità è l'unica grande dottrina che dischiude i nostri cuori al dono della gioia delle virtù regina. Qual buon caro il mio fu che mi destinò te da lassù. Sei stata, sei e sarai l'anima splendente che sempre amai. Grazie. Bene, comunque c'è intrattenimento di Cecilia, andiamo a Cecilia. Una cosa interna. Cecilia Secchi, però andiamo pure a Teresa, non legge, Teresa Moresi che non legge la poesia. Vieni Teresa. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. È una poesia che Babbo ha scritto a suo Babbo De Mario. Sì, su Babbo De Mario ha scritto una poesia con il mio canalomito cantando. Babbo l'hai riposto, l'hai ringraziato e l'hai augurato tanta cosa bella. Stasera mi fa che piacere perché mi fate l'occasione giusta per commentare su Babbo De Mario, che sarà più monte. Bene. O sarà più monte.
Solidale in satratas antigas, amo con te su pare passeggiato, con affetto direndo quelle rigas, che due po' babbo mi ha mandato. Sarà più in buono considero da quelle sempre, che uno brade, se amico, con tutto, se sincero. Tenesi in coro manna bonidade, che non si, che ne pago di avvero le tue, galano in sonestate. Chi sia fortunato quevuro in sa vita, passando so chent'anno, in suo rivaglio abile, sicuro, e non conosca straschia né affannos. Ti sia in favore su tempus benidore, superende del suo mondo sos ingannos, cantende bene su verso manizzas, con sa tua cultura ti fa che sonore, e si due deviuti condivisas, a sa cantare ancora canticos de amore, Giacomo Resu, anno 1993. Comincia a vedere che abbiamo aumentato sul nostro futuro, aumentiamo pure come tenore, ha fatto tanta cosa, no? Sì. E aumentiamo sempre che su Babbo Giacomo Resu risulta su fondatore del suo concorso al premio nato sul 1984 che su comune a Bantu gioca ancora denanti che si può vedere su 40 anni, no? E io che siamo Bonaria Massone, che la ringraziamo di essere per noi e la Presidente del giurato del suo concorso proprio a premio del suo comune Ussi. E quindi poi ringraziamo a Lucia, a Vanna e a Peppino, da voi lo ringraziamo più bene. E grazie a Teresa che mi ha letto una poesia che non conoscevo. No? Una sorpresa, grazie. E poi facciamo da Cecilia Secchi, che è una piscina che c'è a Cossia di Saburo, la tradizione federalizzata, che non lo fai da mamma continentale, se non sbaglio, vero? Sì. E però sei appassionata di Salim Basale che canta due cantoni in salto. Buonasera a tutti, questa è Deo Tigheria. Prendesi fabile, un mistero.
siamo dimenticati di consegnare a sono artista pure che abbiamo fatto una testata, e poi Cecilia Secchi l'ha un po' motivato voi, però impegno e passione e però hai mostrato talento a Santa di suo canto. Vogliamo a Gianna Melas che canticchiano a non arricchiapinchi per la poete, andiamo là denanti con questo intrattenimento. Non canta un'altra cantone Gianna Melas. Eseguirò due brani dei Fazenda. Il primo è Pizzino senza guerra e con una versione che ho scritto adattato per la chitarra classica. Secondo questo. Sino a sottenne il vanto, prova a dare un azzurro. Noi scurtezas multas, las apurosas pejadas, esa tristeza como esteroida. Senza guerra
importante perché è una canzone dedicata a un paese per me, diciamo, di parte d'origine, visto che è la terra di mio padre, ed è inoltre una canzone bellissima, spero di riuscire ad eseguirla perché la verità è che il tono della mia voce si è un po' abbassato, però tornerà con il poi. Thank
Bravissima Gianna Melas, ai Savuro abbiamo dato un attestato di merito, si vale davvero, ricordiamoci, e questa motivazione che custode della memoria e con amore cantata storias della terra nostra, dendeli a sannotta scuda melodia, chi rompede a chi l'ascolta. Grazie. Abbiamo pure l'attestato la Franca Porrai di Valada, glielo leggi tu? Gli diamo solo l'attestato da voi pure, Perdonami mis errores, que Deus non se ho con tutta ammirazione riconoscimos a Franca Porrai sul dono raro di unire sa forza de sa paraula poetica a sa magia de sa ove. Bruno o Lucia? Provare vostro in musica e cantato sa poesia, grazie a Rosario. Grazie. Da me la origine, quale vostro in musica problematica sociale se contesto sovvalorizzato su identità sarda. Grazie a Gianni e Massimo. Chiamiamo pure Dolores, visto che è fuori, e premiamo il suo poeta. Cominciamo da esa menzione c'è un pasticcione, non da imparare mai a fare il presentatore serio, dovete cagare. E tanto la giuria ha assegnato un primo, un secondo e un terzo premio e vinse due menzioni. Quindi una è Pocapino Marmellata, che lo va in cui poi. Vieni tutte, non vieni tutte, Vai, riflettiamo, va. Lascia per Mario. Mario. Grazie per la competenza e soprattutto per il difficile compito che avete fatto. Decidere su questa poesia non è cosa facile, però Deo non ha poi che dopo già inchino con sa presenza, sa cosa più importante. Vida la carità di questa poesia che sono stata di zero. Deo soddisfatto la volontà tanto premiare, tutto bella. Ecco.
Grazie per me. Vuol fare volo un saluto. Era poco. Altro anno. Questa seconda menzione si trova già assegnata a Giampaolo Serra. Grazie mille. Te Bornaro. Grazie. Questa è un'emozione particolare per me. Premio in Sardegna non l'ho mai vinto. È il primo concorso. Prima menzione. Grazie mille, grazie a tutti. Bene, passiamo su adesso classificato di questo terzo concorso di Sala Piemonte e la giuria ha deciso di lodare a Francesco Gambigano. Grazie Meda, già con una rosetta il nuovo premiato non canneggio regalato. C'è importante come tornato tutti in marmellata, c'è importante di partecipare, chi partecipa in che senso. Allora, sa giuria premia da come secondo classificato su poeta Giovanni Villa. Noi ringraziamo a tutti che sono venuti a organizzato questo concorso su terzo memoriale Babbo tu e a cantare. E grazie a giuria dedico questo premio a tutti los che non bisogna, che sia in sa gloria di Dio. Grazie. Su primo classificato viene premiato con la poesia Gavino Arca. Sa brocca Ezza ha fatto breccia. Via, no? Che io devo scrivere che facciamo su concorso al babbo, canno, prodotto, tanto l'hai dite, dopo famoso e saprò che poi l'ha fatto vedere dentro la vignetta. Ringrazio a tutto, ad esempio, grazie a giuria, tutto quanto. Non mi risultaria manco, alla verità. A te lo sanno il mezzo che saluto, fino a buona. Complimenti, come ringraziamo il giurato che compascisce e come tornato Nino Fuisi in questa introduzione che parla di questa registrazione è un compito ingrato se deve fare che è giurato, quindi lo ringraziamo e gli diamo ai sopporti un pensiero, un pensamento.
Vi faremo un applauso. Sabrina hanno vinto l'orto, capite, ha vinto la poesia, ha vinto la sua rompari e penso che Marco in questo momento sia meta contento, che l'hanno onorato, questa cosa che io mai ho deviso con questa poesia e noi come associazione la siamo giunta denanti dai sudomesi di Grenoble e quindi vi teniamo un meta che sarà basata dura sempre, che non fino a mai, e impariamo a fare un'area impreate, però impariamo questa poesia, perché la poesia resiste a giocare denanti la lingua nostra, la lingua sarda. Noi vi ringraziamo di questa presenza, capite, è molto importante questa partecipazione oltre, capite, non dà con da gana e con da forza di andare denanti, capite, ma più di una volta viene proprio gana di non seguire, però questa presenza oltre non dà gana di continuare. Io ringrazio tutti gli artisti, no? Comincio dai Gianni e Massimo che oltre all'intrattenimento che fa, che ne ha seguito, mi danno una mano in semplificazione che non è facile. E poi a Franca Borrai che viene dal Galtellì e tutto il gente che viene dai Vora, dai Gattesio, quindi tutto questo c'è una cosa che fa me da piacere. Quindi grazie a Franca Borrai, a Gianna Melas, a Lucia Cherchi, a Bruno Piraccioli, a Samanna, a Paola, Maria Teresa Pirrivelli, un applauso. Tra poco ritira di un premio importante, però non si può nulla. E Cecilia Secchi che è una bravissa, questo tanto tanto. E grazie a tutti voi che siete belli. Come lo può cadere? Dimentico sempre Antonello Corretto, grazie Antonello. Grazie Antonello, amo tutto il documento tutta la serata che abbiamo fatto, dai sodomizzi di Grenoble, tutto di YouTube, tutto il concorso che abbiamo fatto. E prima di serrare, è stato l'appuntamento che abbiamo a maggio, su 24 che siamo in scuola. Come ti dite, andavamo in tortura, andavamo. E poi a giugno, era lampada, a giugno siamo in Perfuga, San Antonio non lo conferma, vero Antonio? Quindi a lampada siamo in Perfuga e poi in Triula, in Saida de Rosa, in Alzara sicuramente, e poi in Cotronzano, onoramo su Babbo da Gravino. Grazie a tutti. La bocca nera ma vediamo con il nostro. Mi sono dimenticato di narrare, capite, non fa parte di questo concorso. Sul 27 maggio di questo mese di aprile, Saida vicino a lei, presento questo libro di Antonio Andrea Lucca, uno dei suoi poeti più amati che
Utilizzare